prime dosi nel territorio del Veneto orientale per effetto delle nuove restrizioni governative. Cresce anche il numero dei bimbi vaccinati in età pediatrica. Rapimento lampo in Africa per un imprenditore di Fosso di 67 anni, vittima di una truffa su internet. Sulla vicenda cercano di fare chiarezza i carabinieri del ROS di Roma. Vigili del fuoco intervengono all'alba a Bibbione per un incendio di vaste proporzioni che ha completamente distrutto un magazzino edile di 1 migliaio di metri quadri, nessun ferito. Poco turismo e ora anche gran parte del personale in quarantena per Covid. Bar e ristoranti veneziani chiedono il prolungamento dei permessi per i plateatici a tutto il 2022. Abbiamo regole anticontagio più severe degli altri paesi europei. L'Associazione Veneziana Albergatori risponde alla CGIL che denuncia protocolli dalle mani larghe in alcuni hotel di lusso cittadini. Nei prossimi giorni il nuovo bando dei garage comunali, più di 2000 richieste per circa 250 posti, di cui il 35% sarà riservato ai commercianti. Previsto solo il 5% dei posti per persone con disabilità. I giovani di una scuola di Fossalta di Piave diventano gli autori dei protagonisti di uno spot sui rischi della droga, un'iniziativa della polizia locale di San Donato. Buonasera e bentornati in diretta qui su Antena 3, questa è l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Come vi abbiamo raccontato dai titoli in apertura, si fanno sentire le misure restrittive governative. Infatti è boom di prime dosi di vaccino in tutto il territorio del Veneto orientale, cresce anche il numero dei bimbi vaccinati in età pediatrica. Fronte dei vaccini, che sta viaggiando benissimo, ne stiamo facendo veramente tanti. Così Marco Filippi, direttore generale della ULSS 4 del Veneto orientale, territorio nel quale si registra un importante aumento di prime dosi, 1500 soltanto nell'ultima settimana, il boom per effetto delle nuove restrizioni. Riguardo ai giovanissimi, il vaccino ha raggiunto il 22% dei bambini vaccinabili in età compresa tra i 5 e gli 11 anni, cioè circa 3.000 bimbi. Tuttavia negli over 50 sono circa 7.500, ovvero il 6,8% le persone che non si sono ancora vaccinate, nonostante il previsto obbligo. Le stesse rientranti proprio nella fascia d'età centrale della popolazione dai 20 ai 60 anni, che registra il maggior numero dei contagi. I positivi crescono giorno per giorno, indice di una forte capacità di diffusione di questo virus che però non attecchisce nella popolazione vaccinata. Infatti la maggior parte dei ricoveri che abbiamo e la quasi, anzi la totalità dei ricoveri in terapia intensiva riguarda persone che non sono vaccinate. E da venerdì prossimo, 14 gennaio, cambiano le modalità per effettuare i tamponi nei 3 Covid point dell'ULSS 4. I test rapidi e molecolari nelle strutture aziendali di San Donato, Portogruaro e Jesolo verranno effettuati soltanto con prenotazione online, al fine di limitare i disagi di questi giorni, in particolare i lunghi tempi d'attesa dovuti all'incremento delle richieste di tampone, ricordando le ultime disposizioni in caso di positività. Per chi è un caso, cioè è diventato positivo al Covid, se è completamente vaccinato, il tempo di isolamento è limitato a 7 giorni e se non ha sintomi fa il tampone a fine isolamento, che può essere anche antigenico, quindi non necessariamente molecolare, e se il tampone è negativo è libero. E ora cambiamo argomento, andiamo a Fossò per il rapimento in Africa dell'imprenditore Formenton. Notizie di fine novembre scorso, ma emersa dagli atti della Procura soltanto in queste ultime ore. Campagna festa oggi a Fossò, 7.000 anime lungo la riviera del Brenta, riunite dalla centrale chiesa parrocchiale con forno e municipio a pochi metri di distanza. Al centro una vicenda a metà tra la cronaca nera e la trama romanzata di un amore impossibile. Cosa vuoi che dica? Non lo so, sì, lo conosciamo di vista, ma che sappia di preciso non lo so la storia del signor Formenton. Lieto fine per Claudio Formenton, 67 anni, noto e stimato marito, padre e nonno, nonché imprenditore di successo del paese. Beh, c'è solo lui che lavora sul marmo, là, solo questo so, insomma. L'imprenditore, con un impegno costante per il sociale, a fine novembre scorso aveva detto a familiari e amici di partire per una missione umanitaria in Costa d'Avorio. Ma una volta giunto sul posto, di lui per un paio di giorni si perdono letteralmente le tracce. Ho sentito parlare, ma non so.
Immediata la denuncia di scomparsa della moglie ai carabinieri di Venezia, ma soltanto dopo aver ricevuto una strana telefonata. Una voce sconosciuta le dice che se vuole rivedere il marito deve pagare il suo riscatto. È da qui che parte l'attività di intelligence. Mobilitato il nostro Ministero degli Esteri con la Farnesina, indagano le forze speciali dei ROS di Roma, in combinata con la polizia della Costa d'Avorio. Formenton è stato effettivamente rapito. Nell'arco di appena 2 o 3 giorni riescono a trovare e raggiungere l'imprenditore agganciando la cella telefonica del suo cellulare, e lo trovano in una capanna in mezzo a una foresta dove era sorvegliato a vista da 3 uomini. Quindi rientra a casa, ma la storia continua, perché dalle indagini condotte in procura a Roma, dove è stato aperto un altro fascicolo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma coordinata dal PM capitolino Erminio Amelio, l'imprenditore di Fossò sarebbe andato in Africa per prestare aiuto ad una ragazza ventenne conosciuta via social e vista, sembra, soltanto in foto. Versione che però non trova conferma né nella famiglia di Formenton, né nel suo legale Stefano Marrone, né da parte del primo cittadino, tutti blindati in questo comunicato, in cui per il tramite del legale dice di aver riferito alle autorità le circostanze del suo rapimento e chiede di rispettare la sua privacy. E stop. E a Bibbione un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto un edificio edile di migliaia di metri quadrati. A Bibbione le prime luci della mattina illuminano i resti ancora fumanti di quello che fino a poche ore prima era un magazzino edile di ferramenta di 1 migliaio di metri quadri, ora distrutto in poche ore dalla furia delle fiamme. Qua e là, all'interno della struttura, sopravvive ancora qualche focolaio che sarà spento attorno a mezzogiorno al termine di parecchie ore di intenso lavoro dei vigili del fuoco. In Via del Sole l'allarme è scattato alle 5:30 del mattino. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio aveva già raggiunto ampie dimensioni. Per domarlo sono dovute intervenire diverse squadre di pompieri arrivate da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre e Pordenone, con 4 autopompe, 3 autobotti, di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. In totale 26 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingentissimi. Tutto ciò che si trovava all'interno del capannone e gran parte dell'esterno è andato completamente distrutto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, il sindaco di San Michele al Tagliamento e il personale dell'ARPAV. Le cause dell'incendio sono ora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Torniamo a parlare di Covid. Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha presentato un'interrogazione urgente per cui chiede l'intervento della Regione per velocizzare i tempi d'attesa previsti per l'esito dei tamponi. Bene anche la risposta del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, che si è impegnato a istituire nuovi punti tampone e a potenziare quelli esistenti. Credo che questa vada nella direzione da noi auspicata qualche giorno fa. Però la reazione e i tempi di reazione devono essere più veloci. Proprio per questo ho presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per capire cosa intenda fare appunto per velocizzare i tempi di reazione a fronte di una situazione emergenziale come questa. Quindi per il futuro auspichiamo che non ci siano più questi gravi disagi e che la Regione possa far fronte a queste situazioni con anticipo anziché aspettare sempre le proteste da parte dei cittadini. Conseguenze di questo momento di pandemia è il poco turismo a Venezia e anche gran parte del personale in quarantena per Covid, quindi bar e ristoranti veneziani chiedono il prolungamento dei permessi per i piatti attici a tutto il 2022. Dipende dall'andamento della pandemia, per come è adesso dubito che il carnevale possa essere una grossa boccata d'ossigeno, tranne che per qualche weekend. Non solo Carnevale non dovrebbe aiutare granché l'economia veneziana. Secondo Confesercenti, nei prossimi giorni, solo a Venezia e solo tra alberghi, bar e ristoranti, l'attuale impennata di contagi potrebbe bloccare 3.000 addetti del settore, che a quel punto sarebbe di fatto a rischio paralisi.
Per ora la nuova ondata di Covid sta provocando in questo, come in altri settori, ciò che la Confindustria ha definito uno stress test per le aziende, impegnate a proseguire l'attività nonostante contagi e quarantene abbiano decimato il personale. Adesso siamo sull'ordine del 10% della forza lavoro a casa in quarantena, ma Confesercenti ha calcolato che si arriverà a un picco del 40%, per cui vuol dire che la maggior parte delle attività dovrà chiudere fino alla fine della quarantena. La categoria chiede urgentemente di rientrare in quel provvedimento di ristori del decreto per il turismo che attualmente li esclude e chiede al Comune di Venezia l'estensione per l'intero 2022 dell'ampliamento dei plateatici che scade il 31 marzo. Chiediamo di avere la possibilità di poter lavorare più tranquillamente e recuperare un po' di lavoro che in questi 2 anni ci è venuto a mancare. Avere o non avere questa proroga per alcuni locali significa riuscire a sopravvivere o dover chiudere? Per alcuni locali sarà fondamentale avere i tavolini all'aperto per la prossima stagione, soprattutto per le nuove aperture e soprattutto per chi si ritrovava con pochi tavolini. Secondo Confesercenti, quella dei plateatici si è rivelata una misura in grado di rispondere sia alle esigenze sanitarie che a quelle del settore, ma non tutti i veneziani sono entusiasti del proliferare di tavolini in calli e campielli. Il problema da affrontare sarà quello di vigilare sulla responsabilità dei gestori e verificare che tutti si comportino in maniera corretta. E sempre parlando di turismo, queste le parole di Filcams CGIL: negli alberghi veneziani vigono regole anticontagio più severe di quelle adottate in altri paesi europei, e questa la risposta dell'Associazione Veneziana Albergatori. Non c'è stata fatta nessuna segnalazione né da clienti né da lavoratori né da nessuna fonte, quindi lo stiamo prendendo da voi. Per l'Associazione Veneziana Albergatori è un fulmine a ciel sereno la denuncia della Filcams CGIL, che ha reso note le segnalazioni di diversi dipendenti di alcuni hotel cittadini, soprattutto del lusso, che raccontano di strutture con protocolli anticontagio dalle maglie larghe e persino di quarantene poco rigorose di turisti a rischio di positività. Ci fa strano sapere che sia stata utilizzata questo tipo di leggerezza su una cosa così delicata, che implica anche delle sanzioni non solo amministrative ma anche molto più gravi. Ribadendo la propria disponibilità ad ogni forma di dialogo e confronto con i sindacati, l'Associazione degli Albergatori Veneziani ricorda che già nel primo mese di lockdown aveva promosso più di 800 corsi di formazione sui protocolli anticontagio dedicati alle singole figure professionali degli hotel. A Venezia non ci sono mai stati focolai Covid negli hotel, non sono mai state esplosioni dal punto di vista dei dipendenti né degli ospiti. Quelli che sono stati dei casi li siamo importati dall'esterno, quindi vuol dire che se nel complesso i protocolli sono stati rispettati e che hanno dato i loro frutti. Ci dispiace davvero apprendere questa cosa, che speriamo sia limitata davvero a dei casi isolati. Torniamo a parlare del garage comunale di Venezia. Nei prossimi giorni l'indizione del nuovo bando comunale, che vedrà soltanto 1/10 di stalli previsti rispetto al fiume di richieste, così l'assessore di reparto Renato Boralato. Per l'autorimessa comunale, noi in giunta dovremo nei prossimi giorni, pandemia permettendo, a deliberare il nuovo bando. Un nuovo bando che dà seguito a quello già deliberato nel 2019 per l'assegnazione dei nuovi posti auto previsti al garage comunale di Piazzale Roma, per i soli residenti in centro storico, quindi esclusi quelli della terraferma, precisa l'assessore comunale Boraso. Di assegnare circa tra i 200 e i 300 posti auto, adesso l'azienda AVM che sta gestendo il parcheggio autorimessa comunale a Piazzale Roma ci darà il dato esatto dei posti disponibili. E quanti posti invece previsti per le persone con disabilità? Il bando prevede in questo l'indicazione, ovviamente stiamo attendendo l'ok da parte della segreteria generale, del capo del gabinetto del sindaco. Abbiamo fatto la proposta 65% ai residenti, 35% a chi ha un'attività in centro storico e un 5% per i disabili, vincolato ai disabili. Ovviamente sempre persone che risiedono solo e esclusivamente nel centro storico e isole. Ancora imprecisato è da definire dunque il numero dei posti che, a fronte delle previste diverse centinaia, vedranno recapitate nei preposti uffici migliaia di richieste, che Boraso spiega così. Sono molto preoccupato perché mi sono giunte le notizie che anche nel garage San Marco i cittadini sono molto arrabbiati per gli aumenti,
per i forti aumenti del San Marco, e quindi rischiamo di avere un bando con 2000 persone che si riverseranno a far domanda, però ovviamente la città di Venezia mette in disponibilità i posti che sono stati liberati. I posti auto a disposizione saranno, come noto, tutt'altro che economici e dei costi mensili che oscilleranno dai 300 ai 500 euro almeno, a seconda della cilindrata del veicolo, ciò nonostante strettamente correlati ad una residenzialità che chiede di avere voce al riguardo, anche in fatto di tariffe agevolate. E ci mancano ovviamente il famoso parcheggio che era stato promesso dal porto in Marittima, erano circa oltre 1000 posti auto. E i giovani di una scuola di Fossalta di Piave diventano protagonisti di uno spot contro la droga, un'iniziativa della polizia locale di San Donà. Sono convinto che ogni progetto che ha per destinatario i giovani o viene fatto con i giovani oppure non ha possibilità di successo. Ma guardati, già ne hai pochi di neuroni. In più pensi a bruciarti quelli che ti rimangono. Il messaggio è uno spot di 1 minuto, girato da giovani e indirizzato a giovani per rendere consapevoli dei rischi derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti. È stato realizzato da una classe dell'Istituto Scarpa Mattei di Fossalta di Piave. L'iniziativa, pensata dalla polizia locale del comune di San Donà di Piave, è frutto del progetto educativo Scuole Sicure, sostenuto dalla prefettura di Venezia. C'è stato un primo approccio timoroso all'istituzione, insomma, che rappresento, ma subito dopo ho visto grandissima fiducia nel momento in cui si sono accorti della disponibilità e della opportunità che avevano di realizzare per conto della stessa comunità a cui appartengo un messaggio rivolto a tutti i loro coetanei. Ai primi incontri dei ragazzi col comandante della polizia locale ne sono seguiti altri con le educatrici della cooperativa Insieme si può, che opera in convenzione con l'ASL, che hanno fornito agli alunni informazioni sulle tipologie di sostanze e sui loro effetti. Hanno cominciato a scrivere il soggetto del video e hanno deciso qual era il messaggio che volevano dare ai ragazzi della loro età. E poi hanno costituito la troupe, si sono dati i ruoli e hanno girato e montato il prodotto finito, che prevede sia un video spot, sia la locandina, e quindi hanno realizzato tutte le grafiche, sia il backstage. Il prodotto finito è completamente frutto degli studenti, un video chiaro e incisivo per far capire quanto si perda la cognizione dei propri limiti e il contatto con la realtà nell'assumere sostanze stupefacenti. I ragazzi coinvolti devono essere i primi ambasciatori tra i propri coetanei di alcuni contenuti importanti, tra cui il valore della vita, che è il principale motivo per cui contrastiamo con la repressione e con la prevenzione ogni forma di utilizzo di sostanze che causano dipendenza. Questo era l'ultimo servizio, vi lasciamo le previsioni meteo curate da Antena 3, tra poco una nuova edizione dei nostri telegiornali. Buonasera. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. L'alta pressione consolida la sua presenza sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio le previsioni sono decisamente buone. Vediamo il dettaglio di giovedì 13 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno, possibile qualche nebbia nelle prime ore sulla pianura meridionale, precipitazioni assenti. Venti in pianura fino al mattino, bora moderata a tratti tesa sulla costa. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero dappertutto, massime tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso non cambia lo scenario, ampio soleggiamento ovunque e cielo limpido. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Sarà una giornata con cielo anche qui perso e limpido. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.